Un progetto comune, questo è molto importante e ritrovarsi qua oggi, suonare insieme, parlare di Launeddas e farlo in un confronto aperto ha un'importanza che è assolutamente unica, quindi il primo applauso davvero a tutte le persone che ci trovano. Sarà un incontro aperto, come ho presentato poco fa, Gianfranco ci darà la possibilità di capire esattamente questa cosa, non cosa ha fatto Sassoziu, ma dove vuole arrivare Sassoziu, Launeddas Sardinia. Gianfranco Meloni, a te la parola, al momento il saluto e l'applauso per Gianfranco. Grazie a tutti, sono davvero contento di vedere questo teatro così pieno, grazie a tutti voi per aver deciso di trascorrere questa serata con noi. Siamo arrivati alla terza edizione della Festa des Launeddas. Come dire, per noi suonatori, per noi di Assoziu, questo è il momento un po' per fare anche il punto della situazione, per vedere questo percorso come sta andando, se sta andando bene, se ha bisogno di modifiche, di rettifiche. Io credo che per il momento Assoziu ci stiamo muovendo nelle linee direttrici che ha stabilito al momento della firma dello statuto. Di sicuro la prima è stata quella di far dialogare i suonatori, di farli confrontare, i suonatori provenienti da scuole diverse, territori diversi, e questo direi che ormai è un fatto concreto. Il fatto che oggi siamo così tanti lo dimostra, ma il fatto che abbiamo avuto il coraggio anche di toccare temi importanti, il cui pensiero è decisamente diverso, è un successo straordinario. Qualche anno fa io credo che questo potesse essere considerato solo un miraggio, e questo è un risultato che stiamo toccando con mano. Il secondo risultato è quello del dialogo con le istituzioni. Lo abbiamo detto sin dal primo giorno, la nostra cultura è importante, la cultura è importante tutta. Avevo detto nella prima conferenza che non mi piace mai fare distinzioni di culture di serie A e di serie B. La cultura è cultura, perché la cultura è comunque ricchezza, e la cultura popolare, quella che ognuno di noi ha dentro, e se non ce l'ha, secondo me è sempre un po' più povero, e riveste un'importanza particolare. Far capire questo alle istituzioni, far capire questo, e parlo di istituzioni politico-amministrative con cui abbiamo instaurato un dialogo importante. Voglio ringraziare particolarmente l'assessore Paolo Frau, che diciamo ci ha tenuti a battesimo nella prima festa 3 anni fa, davvero ci sta seguendo di festa in festa, e con lui vogliamo instaurare un dialogo importante per le Launeddas e per la città e per la regione, perché avevamo detto 3 anni fa di un progetto molto importante per noi, e questo permettetemi di dire ancora un punto un po' dolente del nostro percorso. Avevamo parlato del progetto del Satomo des Launeddas, un centro culturale documentale che voleva trovare casa possibilmente a Cagliari o comunque nell'Interland, per dare la possibilità a tutti di avvicinarsi allo strumento, per dare possibilità più concrete ai suonatori di confrontarsi, di continuare questo percorso. Diciamo che purtroppo questo è un progetto che noi abbiamo iniziato, per ora è itinerante. L'anno scorso abbiamo allestito la mostra Lazzaretto, quest'anno qui a Casa Sabbi a Pirri, sia per i monumenti aperti che nella mattinata di oggi, però ancora non abbiamo una sede. Continueremo a bussare, non ci stancheremo, saremo noiosi, pedanti, ma vogliamo dare questa Domo des Launeddas perché crediamo che sia un fatto molto importante. Ci metterebbe anche al pari di tante altre realtà d'Europa, dove ogni cultura ha il suo centro documentale, il suo centro di raccolta, di sperimentazioni. Noi purtroppo da questo punto di vista siamo ancora molto indietro. Il dialogo con le scuole, anche qui devo dire davvero grandi risultati. Abbiamo dialogato con tante scuole, abbiamo dialogato col conservatorio, abbiamo dialogato con istituti con i quali addirittura abbiamo fatto percorsi di alternanza scuola-lavoro, e proprio stamattina
Abbiamo chiuso il primo percorso di alternanza scuola-lavoro con il liceo linguistico Leonora d'Arborea e vi posso garantire che vedere questi ragazzi cimentarsi con tutto il materiale, tutta la documentazione sulle Leonetas è stata una cosa straordinaria. Ecco, queste sono le cose che ci danno respiro e che ci incentivano ad andare avanti con molta fatica, devo dire davvero con molta fatica, perché queste sono tutte energie che ovviamente togliamo in maniera gratuita e spassionata, però i risultati ci stanno confortando. Ecco, la festa serve anche ad avere un riscontro come stasera per aiutarci, perché ci aiuti ad andare avanti. Anche questa festa, come ha detto Roberto, non è fine a se stessa, ma ogni festa deve essere un punto di riflessione su aspetti importanti legati alle Leonetas. E oggi ci occuperemo di uno dei contesti più importanti in assoluto, che è quello del ballo. Quindi avremo degli esperti che ci faranno, ci daranno degli spunti di riflessione. Spero che sia solo il primo magari di tanti appuntamenti, anche con tutti gli amici che condividono questa problematica. Quindi vi ringrazio ancora, auguro buon lavoro a tutti, buon ascolto a tutti, ci vediamo dopo per i balli fuori.